eterno Dio, eterno amore. Fedele sei, Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia vita. Chi crede che siamo forti nel Signore? Chi crede che Lui può fare tante cose nelle nostre vite? Amen. Che possiamo dichiarare che Lui è il nostro leone, che Lui con il suo amore ci ha donato la vita, ci ha donato la pace, e che per questo abbiamo l'opportunità di essere qui, di poter lodare il suo nome, di poter avere un rapporto con Lui, un incontro con Lui, e che possiamo farlo con gioia e con allegria. Amen. Combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno. L'Olimpo
soffia su di me. Ecco quanto buono sei con me. Io non vivevo ma tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Dichiare. Oh, travolgente, infinita audacia, amore tu. Lascia ancora 99 per cercare me. Non l'ho meritato, guadagnato, ma così che ami tu. Oh, travolgente, infinita audacia, quanto buono sei con me. Oh, travolgente, infinita audacia, amore tuo. Lascia ancora 99 per cercare me. Non l'ho meritato, guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, travolgente, infinita audacia, amore tuo. Lumino di ombra, scaglio di montagna per raggiungermi. Bacio di barriera, scaccio di menzogna per raggiungermi. Lumino di ombra, scaglio di montagna per raggiungermi. Bacio di barriera, scaccio di menzogna per raggiungermi. Dichiare il lumino di ombra, scaglio di montagna per raggiungermi. Bacio di barriera, scaccio di menzogna per raggiungermi. Lumino di ombra, scaglio di montagna per raggiungermi. Bacio di barriera, scaccio di menzogna per raggiungermi. Oh, travolgente, infinita audacia, amore tuo. Lascia ancora 99 per cercare te. Non l'ho meritato, guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, travolgente, infinita audacia. Signore, ti ringraziamo, Padre, che possiamo esserci qui, Signore, perché abbiamo una chiesa, abbiamo un culto da venire, Signore, perché abbiamo te, Signore, perché
Signore, è con noi, Padre, perché abbiamo tanti sbagli, Signore, tanti errori, tanti peccati, ma Te continui lì, Padre. Te continui con noi, continui a amarci, Signore. Per questo, Padre, ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo, Signore, quanto è stato grande il tuo sacrificio, Padre, come è stato grande quello che hai dato per noi, il tuo figlio che era in croce, Signore. Per questo, Padre, ti ringraziamo, Signore. Offriamo questo ora a Te, offriamo questo momento a Te, questo culto a Te. Ti chiediamo, Padre, da continuare a essere qui, Signore, a manifestarsi, Padre. Padre, che il tuo Spirito Santo sia qua in mezzo a noi, Signore, che possiamo sentire la tua parola, che possiamo essere ministrati, Signore, per il tuo amore, per la tua parola e per la tua giustizia, Signore. Nel nome Santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Emma. Ok, buonasera a tutti, benvenuti per chi è la prima volta che viene, bentornato per chi non è la prima volta che viene. E per la riflessione di questa sera noi torneremo sempre su brani molto famosi delle predicazioni di Gesù, torneremo a un punto del Sermone del Monte, a parole che avete già sentito, che come abbiamo visto il Sermone del Monte va a toccare quelli che sono i fondamenti della fede cristiana, i pensieri più famosi che i cristiani hanno e le cose che vengono più spesso dette in chiesa. Ma voglio che voi approcciate questo sermone pensando molto bene alla vostra vita, soprattutto qua chi è adolescente, chi è giovane, che magari è in una fase molto burrascosa della sua vita. Se io vi chiedo a come eravate 5 anni fa, pensate, visualizzate mentalmente come eravate 5 anni fa. Qua i più vecchietti diranno che più o meno ci assomiglia. Qualcuno di voi qua dentro era un bambino 5 anni fa. È cambiato di tutto in 5 anni, giusto? Quindi la nostra vita si trasforma molto velocemente. Quello che io vi invito ad avere questa sera il più possibile è consapevolezza. Cercare di guardare la tua vita come da fuori, come se stessi analizzando, se un'altra persona stesse analizzando la tua vita. Perché questa sera Gesù vuole mettere le mani nel tuo modo di vedere il mondo, nel tuo modo di vedere le cose, nel tuo modo di provare i sentimenti, nel tuo modo di parlare e di agire. Perché parleremo di rabbia, parleremo di parole dure, parleremo di perdono, parleremo di argomenti molto molto delicati. E Gesù porta un modo di affrontare questi argomenti alieno rispetto a quello che faremo noi, rispetto a quello che il mondo fa, che le culture umane propongono. Quindi vi invito, chi ha la Bibbia cartacea, ad aprirla nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, se no prendetela sul telefono, sarà proiettata anche qua dietro, e in particolare saremo al Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 21 fino a 26. Leggiamo insieme, questo è Gesù che sta parlando nel Sermone del Monte, all'interno del Sermone del Monte. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello, adira vuol dire si arrabbia, sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca, che vuol dire testa vuota, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciala la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché non abbia pagato l'ultimo centesimo. Preghiamo insieme per iniziare questo culto. Signore Gesù, io ti chiedo che questa sera tu possa camminare in mezzo a noi e ti prego, Signore, che il tuo Santo Spirito ci possa rivelare i segreti della tua parola, che
quello che tu hai predicato molti anni fa nel Sermone del Monte e ancora oggi ci predichi, possa esserci spiegato e possa essere seminato nei nostri cuori questo messaggio. Ti prego che questa parola non lasci le nostre vite, ma che noi possiamo viverla e applicarla nel nome di Gesù. Amen. Vediamo in questo brano che Gesù prende un comandamento, e torniamo al versetto iniziale, voi avete udito che fu detto, e lì Gesù espone un versetto che era dell'Antico Testamento e lo espande, ne espande il significato. E il versetto era: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ed è molto semplice leggere questo versetto e dire: check, positivo, io non ho ucciso nessuno. Giusto? Non penso che qualcuno qui dentro abbia ucciso qualcuno. Poi non voglio indagare oltre. Ma comunque lui prende questo versetto e lo espande. Perché i farisei facevano esattamente il contrario, facevano quello che a volte facciamo noi. Noi prendiamo un ordine che Dio ci dà e lo asciughiamo al minimo possibile, gli togliamo tutta la polpa, lasciamo lo scheletro del comandamento proprio della serie. Ok, Signore, io ti obbedisco, ma ti obbedirò al minimo che riesco, farò proprio il meno possibile e il resto te ne occupi tu. In questi ultimi giorni ho visto un video di un predicatore che parlava di questa cosa, con questo esempio, che a volte noi obbediamo a Dio solo nelle cose che determinano la nostra salvezza. Giusto, solo le cose di base, le cose più importanti, quelle, ok, io credo in Gesù, io mi sono battezzato, io in chiesa ci vado, sono salvo, sono tranquillo. Ma Gesù mi chiede una cosa in più? No, non lo farò, non ho voglia. E lui ha fatto l'esempio: questo è esattamente come un marito che dice alla moglie: ah, hai bisogno che io ti lavi i piatti? Divorzi da me se io non lavi i piatti? Allora non li faccio. Divorzi da me se io non porto fuori la spazzatura? E allora non la porto fuori. Divorzi da me se io non pulisco la cucina? E allora io non faccio niente. E il predicatore chiedeva: come finirà questo matrimonio? Così, a sensazione. Prima o poi la donna si stuferà. E quel predicatore diceva: noi trattiamo Dio peggio di così. Noi gli diamo meno del nostro minimo. Vero? E capita a tutti i cristiani questa cosa. Noi alle volte permettiamo a noi stessi dei comportamenti peccaminosi. Prendiamo un peccato che sappiamo essere un peccato e lo trattiamo un po' come quando sei a dieta. Ok, un dolcetto, dai, per questa settimana non mi sono mai concesso un peccato. Questa settimana me ne concedo uno piccolino, un po' come un dolcetto. E sapete perché lo facciamo? Perché dentro di noi c'è la carne e la carne ama il peccato. La carne ama il peccato con tutta se stessa. E io ti invito davvero questa sera a non prenderti in giro e a riconoscere che dentro di te c'è una carne che ama il mondo, una carne che ama Satana, che è felice di seguire le tentazioni, è felice di peccare, è felice di disobbedire a Dio e di disprezzare la sua parola. È così per tutti gli esseri umani, altrimenti non peccheremmo. E con carne ovviamente non si intende il corpo fisico, non c'è nulla di male nel nostro corpo fisico, l'ha fatto Dio, no? Ma con carne nella parola di Dio si intende la nostra natura peccaminosa, che proprio è innamorata del peccato. E questo ce lo spiega Gesù stesso, non lo sto dicendo io. Leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 7, in cui Gesù spiega la natura dell'uomo, come funziona l'uomo, ce lo dice Gesù. Marco 7, versetto 14 e 15, in cui Gesù spiega: poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo, quelle che contaminano l'uomo. Andiamo più avanti, versetto 20. E Gesù diceva inoltre: quello che esce dall'uomo contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo.
Quindi capite, il male dell'umanità viene da dentro l'umanità, perché lì il dibattito era sui cibi impuri, non impuri, e qualcosa che poteva purificare, rendermi malvagio. Il cibo può farti star male se è avariato, ma non può rendere la tua anima malvagia. È il tuo cuore malvagio che genera pensieri, parole e azioni malvagie. E infatti vediamo che la cattiveria è proprio una caratteristica di tutta l'umanità, la troviamo in tutto il pianeta Terra. Però i sentimenti non sono peccati. È importante fare questa distinzione. E la rabbia, presa di per sé, non è un peccato. Noi vediamo Dio arrabbiarsi nella Bibbia, giusto? Noi vediamo Gesù decisamente di pessimo umore quando vede i mercanti nel Tempio e quando li caccia via. Non era per niente contento che loro fossero là. La capacità di arrabbiarci ce l'ha data Dio, assolutamente. La rabbia non va repressa. Penso che sappiamo tutti che cosa succede quando teniamo nascosta la rabbia. La teniamo nascosta, è un sentimento imbarazzante, è un sentimento che la gente non deve vedere e la tieni sotto e la tieni sotto, la tieni sotto finché la rabbia non esplode. Quante volte vediamo persone saltare così? Quante volte capita a noi? E quello che ti voglio chiedere è, ti sei mai chiesto perché nascondi la tua rabbia? Per quale motivo nascondi la tua rabbia? E io ti invito a pensare all'ultima volta che qualcuno ti ha fatto arrabbiare, che una persona ti ha fatto arrabbiare, ma tu non hai detto niente. Non gli hai parlato, non hai parlato con qualcuno, hai tenuto per te questa rabbia. E la mia domanda è, perché l'hai tenuta per te? Perché non hai detto niente? Dio non vuole che noi nascondiamo le cose. A Dio non piacciono le cose non dette. Le cose non dette, le cose nascoste, le cose oscure, le mezze verità, le parole ingannevoli, ti dico una cosa ma ne intendo un'altra, tutto questo modo fumoso di parlare a Dio non piace, non sono cose che Dio gradisce. Gesù ti dice il tuo parlare sia sì, sì, no, no, sia semplice, lineare. E questo lo vediamo soprattutto con la rabbia, perché la rabbia che viene lasciata nascosta, che non viene detta, genera una moltitudine di peccati, perché anche questo è importante che capiate. Il peccato gli piace stare in compagnia, è come un tumore, è come una pestilenza, lui si diffonde, se tu non inizi a guarirlo, lui si diffonde, chiama i fratelli, parti dalla rabbia, va bene, lui chiama il disprezzo, chiama il rancore, ti spinge alle lamentele, ti spinge a obbedire, ah, così a metà sono arrabbiato con il pastore, sono arrabbiato con Dio e quindi adesso lo dirò male, così gli faccio vedere che sono arrabbiato con lui anche se non gliel'ho detto e alle volte porta a essere violenti, tipo qua pensa ai ragazzi che giocano ai videogiochi, è capitato spesso quante volte di spaccare qualcosa perché un videogioco non è andato nella direzione in cui volevamo. Sono cose che succedono. Abbiamo una rabbia che non si controlla, in cui noi perdiamo il controllo di noi stessi. E alle volte noi siamo arrabbiati con Dio e non lo ammettiamo e facciamo finta che sia tutto ok. Quante volte ti capita un periodo in cui con Dio non ci parli? Fate come una moglie e un marito che hanno litigato, viaggiate vicini, non vi parlate, non vi guardate, niente. Quante volte ti capita di stare in completo silenzio con Dio perché sei arrabbiato con Lui per i suoi motivi? Ma poi, come abbiamo detto, la rabbia a volte ci spinge ad esplodere, ad insultare gli altri, a litigare in modo molto duro e cattivo con le altre persone, a spezzare amicizie, a uscire dai ministeri, uscire dalla chiesa, a rompere ogni rapporto, a scuola, in famiglia. È capitato, penso che nelle vostre famiglie abbiate sentito storie di parenti che non parlano più da tanti anni, vero? Parenti che hanno litigato negli anni 90 e da allora non si parlano più. E la carne è esattamente questo. Questo è ciò che la carne fa. Pecca, ama peccare, si sfoga alle spese degli altri, fa finta di niente, nasconde i sentimenti, li rende fumosi, dice mezze verità, protegge il proprio orgoglio e gode del fare del male agli altri. La carne è fatta così, la carne è disgustosa. E quindi, per riassumere, questo è il primo punto della predica di questa sera. Dentro ciascuno di noi c'è una natura peccaminosa e malvagia.
Questa natura ama il peccato e odia le cose di Dio. E questo è il punto di partenza. Ma torniamo al testo iniziale, chiedo per favore di proiettarlo, al testo iniziale che abbiamo visto di quello che Gesù ha detto. E Gesù è effettivamente un rivoluzionario ai nostri occhi. Lui propone un modello di comportamento che non ha nessun senso, che non ci piace, che è al contrario di come ci comporteremmo. E quindi sembra davvero uno, all'epoca lo accusavano di traviare, di sbagliare completamente quello che diceva la parola, ma non è così, perché Gesù è Dio e Dio è perfettamente coerente. Dio non cambia, Dio ha sempre la stessa idea e Gesù stava semplicemente spiegando la legge che aveva sempre avuto quel significato. E Gesù ci spiega che l'omicidio, che qui nessuno ha commesso, ma anche l'insulto, hanno la stessa identica radice, la stessa radice. E Gesù ti dice che è la radice che conta e quella radice è la rabbia. Per quello ti dico, è importante essere consapevoli. È molto importante essere consapevoli perché noi dobbiamo andare più a fondo, guardare alle intenzioni con cui facciamo le cose, alle intenzioni con cui diciamo le cose, perché le intenzioni contano. Una rabbia che viene da un cuore peccaminoso e non è la rabbia che ci manda nella Geenna, ma è quel peccato che genera la rabbia. La Geenna è l'inferno, nell'immagine che usa Gesù. Quel peccato è ciò che ci manda all'inferno, ad un'eternità di dolore in cui Dio non è insieme a noi. Però, come tutti noi sappiamo, Gesù è venuto a rimediare esattamente a questo. Lui si è sacrificato, noi ci immergiamo nella sua morte, dice Paolo, il battesimo rappresenta proprio questo, e quando Gesù risorge, noi risorgiamo insieme a lui. Siamo nuove creature. Il vecchio Emanuele è morto insieme a Gesù, il nuovo Emanuele è risorto insieme a Gesù. Ma il nostro cuore malvagio, anche se viene purificato, resta con i suoi desideri maligni. La carne resta lì dentro di noi. A me piace immaginare la carne come questa piccola parabolica abusiva nella nostra casa che continua a ricevere il segnale di Satana. Noi abbiamo l'antenna principale della nostra casa che adesso riceve il segnale di Dio, ma c'è questa piccola parabolica abusiva che continua ad ascoltare Satana. Satana continua a buttare i suoi mormorii e la carne è felicissima di riceverli. La carne è un avamposto che Satana ha nella nostra vita, ma quando noi ci convertiamo, Satana non ha più il controllo, la carne non ha più il controllo, è lo spirito ad avere il controllo. Noi passiamo da essere schiavi di Satana a essere servi di Cristo. E questo porta a un grande cambiamento nella nostra vita. Leggiamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 1, che Paolo scrive: se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi noi cambiamo ciò che siamo, passiamo da essere malvagi a essere buoni per grazia di Cristo e iniziamo a cercare Lui, iniziamo a cercare le cose buone, iniziamo a cercare le cose di Cristo. In Romani capitolo 12, versetto 2, versetto molto famoso, qualcuno lo saprà a memoria, Paolo ci dice: non conformatevi alle cose di questo mondo, non adattatevi a quello che fanno tutti, ma siate trasformati. Ogni singolo giorno cercare la parola, ogni singolo giorno andare in preghiera da Dio a farsi trasformare mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questo è molto importante. Con la nostra conversione noi ci interessiamo delle cose di Dio, ci avviciniamo alle cose di Dio, ci nutriamo delle cose di Dio. Gesù trasforma il nostro cuore e la nostra mente e ogni singolo giorno Gesù ci fornisce delle sfide, ci fornisce delle occasioni in cui possiamo scegliere se agire come Lui dice di agire o come la carne dice di agire, cioè peccare. E in questo modo Cristo ci guida a vivere una vita paradossale, una vita assurda, in cui amiamo i nostri nemici, in cui perdoniamo senza vendette, in cui serviamo gli altri senza aspettarci niente in cambio. Completamente diverso da quello che la nostra carne vuole.
Se torniamo al brano iniziale di Matteo capitolo 5, Gesù dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Non è assurdo questo brano? Qualcuno sa individuare l'errore in questo brano? Quello che ai nostri occhi è un errore? Perché tu stai facendo il tuo sacrificio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Non sei tu che sei arrabbiato con lui, è lui che è arrabbiato con te. E la nostra carne dice che venga, lascialo venire, venga qua, mi spiego tutto, ma deve lui venire da me. E Gesù rovescia questo. Se qualcuno è arrabbiato con te, vai da lui a sistemare. Completamente diverso. E per fare capire quanto importante è questo, Gesù dice che può essere messo in secondo piano il servizio a Dio. Gesù dice: lascia perdere il sacrificio e vai a curare la relazione con quel fratello. È assurdo ai nostri occhi. Quindi, per riassumere e concludere il secondo punto, Cristo trasforma completamente la nostra natura. Noi diventiamo suoi servi e lui inizia a trasformarci in modo che noi iniziamo a pensare come lui. E ora, trattando l'ultimo punto di questa predica, come ho detto all'inizio, è molto importante che voi abbiate consapevolezza della vostra vita. Vi inviterò molto spesso a pensare alla vostra vita. Io vi invito a concentrarvi su quello che la parola di Dio sta dicendo in questo momento. Perché nel primo punto abbiamo visto che noi siamo creature di peccato. Questo lo dice la Bibbia, questo è un dato di fatto. Ma nel secondo punto abbiamo visto che Cristo ci trasforma e cambia completamente la nostra natura. Anche questo è un dato di fatto. Questa è un'azione che Dio fa, tu puoi accettarla o rifiutarla, ma se hai accettato Cristo, è Cristo che ci ha pensato a tutto e tu puoi stare tranquillo. E ora, l'ultimo passaggio di questa predica, Dio ci vuole spiegare come gestire la rabbia e i litigi. Perché noi vediamo continuamente queste situazioni. In famiglia, chi ha litigato in famiglia oggi? Chi ha litigato ieri? Durante questa settimana? Nell'ultimo mese? Sono anche volate parole pesanti magari. Noi viviamo situazioni davvero terribili nella nostra famiglia. Ma succede anche a scuola, succede nel lavoro, succede in chiesa. Chiedo al pastore, quante persone sono venute nel tuo studio a litigare con te? Qualcuna? Un pochino, un pochino. Quindi si litiga in chiesa, si litiga in famiglia, si litiga ovunque. La rabbia scorre a fiumi. Quante persone arrabbiate vediamo ogni giorno? A volte andiamo di fronte allo specchio a vederne una, ma tante volte vediamo persone attorno a noi che camminano piene di rabbia. Vediamo persone che tengono rancore per anni. Di nuovo, quante volte vi capita di avere parenti che non si parlano più per qualcosa che è successo 5 anni, 10 anni, 15 anni fa? Quante volte, ma quando eravamo bambini tu mi hai fatto questo, quindi non ti posso più perdonare. Quante volte noi vediamo queste situazioni? E io sono sicuro che voi abbiate vissuto queste cose, ma ti posso garantire che su ferite di questo genere il tempo non fa nulla di buono. La situazione peggiora, quella ferita va sempre più in profondità, rimanendo aperta e continua a buttare fuori amarezza. E la parola di Dio ci insegna ad essere semplici. Semplice a volte può sembrare un modo per dire sciocchi, ma non è quello che intende la parola. Con semplici la parola intende lineari. Tu devi avere i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni sulla stessa linea. Se tu hai un sentimento ma dici un'altra cosa e ne fai una terza ancora, la Bibbia dice che questa è una doppiezza d'animo, è una bugia, è un modo di vivere fasullo, è un modo di vivere che nasconde. Io ho un sentimento negativo, ma metto un bel sorriso, chiedo come stai, ti do un abbraccio, ma dentro di me sono pieno di rabbia. Questa si chiama ipocrisia.
Ipocrisia. E l'alternativa a questo è vivere nel modo assurdo che Gesù ci propone. Sei arrabbiato con qualcuno? Gliene devi parlare. La verità ci spaventa, ci fa paura andare da una persona a dire tu mi hai ferito. Oppure scusami, io ti ho ferito. Ma questo è lo stile di vita che Gesù ci insegna. Gesù ha avuto tanti o pochi nemici durante il suo ministero. Io penso che dopo un capitolo o due da quando inizia a predicare, gli evangelisti registrano che i farisei volevano farlo morire. Lui ha predicato per qualche mese prima che gente iniziasse a lavorare perché lui morisse. Ma lui non ha mai avuto paura di dire la verità. Lui ha denunciato i potenti della sua epoca, lui ha confrontato in modo molto sincero persone che nascondevano le loro colpe, che facevano finta che il loro passato non esistesse. Ma Gesù ha sempre cercato la verità con coraggio, perché lui è la via, la verità e la vita. Gesù è la verità. Tutto ciò che ha a che fare con la verità piace a Gesù. Se non hai a che fare con la verità, sei molto lontano da Gesù. E quando noi abbiamo bisogno di confrontarci con qualcuno, proviamo paura. E tante volte questa paura viene da Satana. E di nuovo la nostra carne raccoglie questa paura molto felicemente e la usa per proteggersi, per proteggere il nostro ego, per non metterci in discussione. E questa è la nostra carne, nella nostra mente, con la nostra voce, che ci dice no, non perdonare quella persona. Sei matto, ricordati di quello che quella persona ha fatto. Non puoi tendergli la mano, ma non ti ricordi quanto ti ha ferito. Quella persona merita di star male, merita di soffrire. Ricordati che cosa ti ha fatto, è lui il cattivo, lui è il problema. E poi, anche se tu gli parlassi, che cosa risolvi? Non cambierà mai, è sempre così. E sentite, tutto questo vocabolario è un vocabolario tipico di Satana, un vocabolario senza speranza, che ti spinge a fare muro, a chiuderti, a dire no, io spezzo il legame con questa persona perché tanto non vale niente, non vale la pena la verità. Io chiudo nel mio silenzio, non gli dico nulla e tanto lui è stupido, tanto lui non capisce e questa è tutta difesa della nostra carne che vuole tenere l'altra persona lontana. E a Dio questo non piace. Ma vediamo che cosa dice Dio, cos'è quello che piace a Dio. Leggiamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 13. Questo è quello che Cristo vuole che noi viviamo ogni giorno. Sopportatevi gli uni gli altri. Già qua qualcuno di noi potrebbe fare fatica. Ci sono persone che ci spazientiscono più di altre. Ma Paolo ci dice, Dio ci dice, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Il vostro standard per valutare se siete bravi o non bravi, se siete buoni o cattivi, è Gesù. Mi sono comportato come Gesù? Sì, ho fatto bene. Non mi sono comportato come Gesù? Ho fatto male. Questo è quello che sta insegnando qua. Leggiamo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 26 e 27, in cui Paolo dice: adiratevi. Va bene essere arrabbiati, è ok essere arrabbiati e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Va bene arrabbiarsi, è normale arrabbiarsi, ma non lasciamo che questa rabbia scenda dentro di noi e metta giù radici. Paolo continua, e non fate posto a chi? A chi è che non dobbiamo fare posto? Quindi se noi lasciamo la nostra rabbia chiusa dentro di noi, a chi è che stiamo regalando una stanza? Al diavolo. Andiamo qualche versetto più avanti, che è versetti 31 e 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Quante cattiverie dite scherzando o seri alle persone? Quante volte vi capita di dire cose che Gesù non direbbe? Agli altri, magari le pensate,
magari le dite a un calciatore che ha appena sbagliato il gol del pareggio. Mi è capitato, lo confesso. Mi sono molto arrabbiato sul calcio con varie persone e questo non va bene. Paolo continua, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Di nuovo, chi è lo standard qua? Chi è il metro? È Dio. Ti stai comportando come Dio o ti stai comportando come la tua carne dice? Lo standard è sempre Gesù. E quello che io vi voglio passare questa sera è che Gesù non è questo Dio labirintico e strano che cambia comandamenti ogni giorno, oggi ti chiede una cosa, domani te ne chiede un'altra. Gesù è un Dio lineare, è un Dio chiaro, un Dio trasparente, veritiero, un Dio di luce. Una vita di semplicità in cui hai un sentimento, lo dici, agisci in base a quello che hai detto, tutto in modo lineare, seguendo la parola di Dio. Gesù dice le cose come stanno, Gesù è veritiero, ma non lo dice con cattiveria, perché la verità può essere usata come un martello per fare del male alle volte, ma Gesù parla sempre con benevolenza, con misericordia e con amore, senza mai mentire e senza mai nascondere la verità. E quindi io voglio che in questo momento tu pensi alla tua vita, mentre io ti faccio queste domande, e pensi alle persone della tua vita. Perché io ti chiedo, sei arrabbiato con un tuo fratello della Chiesa o una tua sorella della Chiesa? C'è qualcuno con cui sei arrabbiato? L'invito di Dio questa sera è la persona a cui hai pensato, valli a parlare, valle a parlare. Oppure, hai fatto un torto a qualcuno? Ti rendi conto di aver sbagliato? Hai detto una cattiveria su qualcuno alle sue spalle? Gli hai detto una cattiveria in faccia? Oppure non hai fatto qualcosa che avresti dovuto fare? Hai sbagliato verso qualcuno? Gesù ti dice, è il tuo dovere, prendi, lascia il tuo posto, vai da quella persona e scusati. Qualcuno ti ha ferito. Sei stato ferito dalle parole o dalle azioni di qualcuno? Vaglielo a dire. Alzati, smettila di aspettarlo e digli, fratello, sorella, mi hai ferito, mi hai fatto del male. E questo fa paura, giusto? Noi non lo facciamo perché la nostra carne, il nostro ego ci dice no, no, sei matto, non voglio essere vulnerabile, non voglio mostrare i miei sentimenti. A volte è imbarazzante, è umiliante andare da una persona ed ammettere tu mi hai fatto del male. Noi vogliamo sembrare degli uomini d'acciaio, indistruttibili. È vergognoso per noi ammettere io sono stato ferito. Le tue parole di 5 anni fa sono ancora nel mio cuore e ancora mi fanno male e ancora soffro. Ma a volte noi siamo chiamati a questo da Dio. Noi siamo chiamati a fare esattamente questo. Alle volte noi dobbiamo confessare un nostro comportamento terribile. Alle volte noi veniamo da anni in cui sparliamo delle persone. Anni in cui mentiamo, anni in cui siamo pigri, siamo indolenti, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Veniamo da anni di un nostro difetto e noi dobbiamo andare da una persona e dirgli ho parlato male di te per gli ultimi 3, 4, 5 anni. È facile da dire? Magari la persona non se l'aspettava, magari viene ferita da questa cosa, ma è la verità. Noi non dobbiamo scappare dalla verità. Non permettere alle vecchie rabbie, ai rancori, ai sensi di colpa di pesare sul tuo cuore, perché pesano sul nostro cuore. Noi facciamo finta che non sia così, ma è così. Ci fanno del male queste vecchie storie. E il mio invito è vai a rimediare questa sera stessa. Se non stasera domani, se non domani lunedì, ma il prima possibile. Gesù dice non lasciare che il sole tramonti su un tuo rancore con una persona. Non permettere alle ferite di restare aperte nel tuo cuore, perché da quelle ferite entrano le tentazioni e gli inganni di Satana. Dobbiamo richiudere quelle ferite, dobbiamo permettere a Gesù di guarirle. Ora voglio
proporti di prenderti qualche secondo per ragionare sulla tua vita, anche se so che hai già pensato in questi ultimi minuti. Hai fatto del male a qualcuno? Diviso o alle sue spalle? Hai fatto qualcosa che se quella persona sapesse si arrabbierebbe o sarebbe triste? Oppure la domanda simmetrica, qualcuno ti ha fatto del male e tu sei rimasto in silenzio? C'è una persona che nella tua testa è il cattivo, la cattiva, che ti ha ferita e non si è mai venuta a scusare e tu, lei vive la sua vita completamente tranquilla, ma tu hai ancora qui quel dolore, qui dentro nel tuo cuore. Ci sono persone di questo genere nella tua vita? Il mio invito è impara da Gesù, porta pazienza verso le persone, abbi pazienza e controlla la tua rabbia. Lo spirito, nel frutto dello spirito c'è l'autocontrollo. Prega costantemente che il frutto dello spirito cresca in te, che tu abbia autocontrollo, che tu trattieni la rabbia. Ci sono un sacco di proverbi che parlano di tenere la briglia, la rabbia, tenerla calma, ma non mentire a te stesso. Controllare la tua rabbia non vuol dire fare finta che non esista. Se esageri e ti arrabbi con qualcuno, vai e confessati. Se senti una situazione di tensione, di conflitto aperta in questo momento, vai e risolvila nel nome di Gesù. Ora andiamo alla conclusione del sermone. Sarà molto breve, non dirò molte parole, ma voglio che tu continui a pensare a quello che è stato detto. E ti invito a partire dal tuo cuore. Guardando la tua vita, riconosci di avere un cuore malvagio? Riconosci che il tuo cuore ti ha portato a fare disobbedienza a Dio? Ci sono cose che hai fatto di cui non vai fiero, di cui ti vergogni? Ora ti invito a riflettere sui fratelli e le sorelle che sono seduti attorno a te o anche quelli che non sono qui, magari sono andati via, magari non ci sono questa sera. C'è qualcuno in questa chiesa a cui tu hai fatto del male? Ora ti invito a pensare invece alla tua famiglia, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, sorelle, cugini, zii, le persone attorno a te. Hai fatto un torto a qualcuno che devi farti perdonare? C'è qualcuno nella tua famiglia a cui devi chiedere scusa? E ora la domanda rovesciata. C'è qualcuno che ti ha ferito nella tua famiglia? Qualcuno che ti ha fatto del male, emotivamente, fisicamente? Il messaggio di questa sera non è semplice, ma Gesù ti sta dicendo di andare dalla persona a cui hai pensato o dalle persone a cui hai pensato e fare amichevole accordo. Andare a confessare quello che hai sbagliato, andare a dire quello che hanno sbagliato loro, con uno spirito di perdono. Non andare lì a vendicarti, non andare lì a rinfacciare, non andare lì a flagellarti e a farti del male. Ricordati della grazia di Gesù. Vai da quella persona a perdonarla e vai da quella persona a chiedere scusa. C'è tanto da farsi perdonare e c'è tanto da perdonare. E in questo momento io voglio pregare per te. Vorrei che facessimo questo momento di preghiera finale. E ti invito davvero a focalizzare la tua mente sulle persone a cui hai pensato, alle persone che ti sono venute in mente. Familiari, amici, fratelli, morosi, ex morosi, mariti, mogli. Tante persone ci fanno arrabbiare, tante persone ci feriscono e noi le feriamo.
Preghiamo al nostro Signore. Signore Gesù Cristo, io ti voglio ringraziare per questa sera. Io ti voglio ringraziare per questa parola. Perché, Signore, io so che tu porti la tua luce a illuminare i posti più vergognosi del nostro cuore. Tu metti la tua luce sulle nostre ferite più profonde, Signore. Gesù, questa sera io ti chiedo di illuminare il cuore e le vite di ciascuno di noi e di mostrarci con il tuo dito dove abbiamo sbagliato. Signore Gesù, io ti prego che tu possa portare a galla le ferite del nostro cuore, i nostri sensi di colpa. Ti prego Gesù che tu possa portare nella mia mente e nella mente dei miei fratelli l'immagine del viso delle persone a cui noi abbiamo fatto del male e quelle che ci hanno fatto del male, Signore. Gesù, ti prego di darci la forza e l'umiltà di perdonare. Dacci la forza e l'umiltà di chiedere scusa. Signore, ti prego che la nostra mente sia ripiena della tua grazia e che ciascuno qui dentro sappia che è perdonato per le sue colpe, se le confessa a te. E allo stesso tempo, Signore, riempi di grazia il nostro cuore, in modo che noi possiamo portare questa grazia e questo perdono a chi ci ha fatto del male, perché tu li vuoi perdonare, Signore, tu li vuoi guarire. Signore Gesù, io ho fiducia in te e so che tu stai guarendo i cuori in questo momento. Io so che tu guarirai relazioni. Io so che tu guarirai famiglie. Io so che tu guarirai amicizie. Io so, Signore, che ferite aperte da tanti anni saranno richiuse e guarite nel nome di Gesù. Io so, Signore, che tu trasformerai i nostri cuori. Io so, Signore, che tu ci insegnerai a perdonare. E so che diventeremo testimoni sempre più luminosi della tua grazia in questo mondo. Tu tanto hai perdonato, Gesù. Insegnaci a perdonare altrettanto. Nel nome di Gesù. Amen. Siamoci in piedi. Come ha appena detto Emanuele, perdonare perché siamo stati perdonati per primi. Amare perché siamo stati amati per primi. E quindi cantiamo di questo amore, di com'è l'amore di Dio, per poter capire qual è lo standard da seguire e di questo amore così perfetto che ci trova nei momenti in cui siamo soli, nei momenti in cui, non so, andiamo la sera, la notte a dormire piangendo, e in quei momenti in cui Gesù, Dio è presente. E ognuno di noi sono sicura che in Dio, in Gesù, ha trovato qualcosa che gli mancava. Io ho trovato un padre, tanti altri di voi hanno trovato un amico, un padre anche voi, una madre, una figura che mancava, qualcosa che riempisse il vuoto nelle vostre, nostre vite. Perché Dio ci ama in un modo perfetto, in un modo completo. E quindi cantiamo della sua bontà, cantiamo del suo amore avvolgente. Giorni tenuti nelle mani tue, mi sveglio dare del sé nella tua bontà. La mia vita sei fedele,
La mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Tu mi hai guidato nel deserto, notte tua, sei vicino come nessuno. Come padre, l'ora mia vita, canterò la tua bontà. La mia vita sei fedele, la mia vita sei così buono, e respiro più profondo, canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda, la tua bontà mi guarda, la tua bontà mi guarda, e quasi verso me. La tua bontà mi guarda, e quasi verso me. La tua bontà mi guarda, e quasi verso me. La vita sei vita sei così buono, respiro più canterò della tua bontà, la tua bontà, la tua bontà, guarda verso me. La tua bontà mi guarda, guarda verso a me. La vita ora riposa in te, non posso rendere. La tua bontà mi guarda, guarda verso a me. La tua bontà mi guarda, guarda verso a me. La tua bontà mi guarda, guarda verso me. La mia vita sei fedele, la mia vita sei così buono, del respiro più profondo, io canterò della tua bontà. Amen, Signore. Io, Padre, ti ringrazio per il tuo amore, per la tua bontà, per tutto quello che hai fatto per noi nelle nostre vite, Signore, fino ad oggi, e per tutto quello che farai in futuro. Noi non sappiamo cos'è, ma già ti ringrazio in anticipo per tutte quelle cose, Padre. Ti ringrazio perché in te abbiamo trovato cura, in te abbiamo trovato pace, serenità, in te abbiamo trovato qualsiasi cosa ci mancasse, Signore. Ti ringrazio perché ci hai guarito dalle nostre ferite, ci hai portato verso la retta via, Signore, e ti ringrazio perché il tuo amore indescrivibile è così necessario per noi, per le nostre vite, Signore. Ti chiedo che noi possiamo davvero poter imparare da te, imparare dal tuo modo di essere, Signore, per poter portare il tuo amore ad altre persone a nostra volta, Signore. Tante persone non hanno ancora trovato tutto quello che noi abbiamo trovato, Padre, e che quindi noi possiamo essere portatori della tua bontà, portatori della tua serenità, della tua gioia, che in ogni luogo in cui andiamo possiamo mostrare che davanti alle difficoltà siamo sereni perché tu sei con noi, che davanti a un esame, una verifica siamo tranquilli e sereni perché tu sei con noi, davanti
non so, una bocciatura, un qualcosa, un rifiuto sociale, Signore, noi siamo tranquilli, siamo sereni perché abbiamo Te, abbiamo il Tuo amore, abbiamo Te insieme a noi, Signore, quindi di cosa dovremmo temere se Tu sei insieme a noi, Padre? Ti ringrazio, Signore, per la Tua presenza, di nuovo per la Tua bontà e di nuovo per il Tuo amore, Signore. Ti ringrazio, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Avremo il nostro piccolo momento di avvisi adesso. Ok, il 25 gennaio avremo il nostro Aga Movie. Aspetto le slide, ok. Il 25 gennaio vedremo qua tutti insieme un film, e quindi vi invito ad esserci, a invitare amici, nemici, come dice Pastor Caio, e davvero che possa essere un momento di edificazione, di comunione, e che possiamo davvero poter stare insieme nella presenza di Dio. Alle 6:30, 25 gennaio, qui film. Poi, per chi è membro della Chiesa, il 26 gennaio, il giorno dopo, avremo all'1:30, dopo alle 4, perché alle 4? In prima convocazione all'1:30 e in seconda convocazione alle 2 avremo l'assemblea generale dei membri, quindi chi è membro partecipate, se non siete membri chiedete ai pastori, e se non sapete se siete membri chiedete ai pastori e niente, è un momento importante per poter sapere e capire le cose come funzionano nella Chiesa, cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, e anche per farvi un'idea a voi anche giovani di come potete contribuire alla vita di Chiesa. Poi avremo il 15 febbraio, non so se c'è esattamente, avremo un'evangelizzazione a Treviso, per chiunque voglia aiutare ad organizzare, partecipare, qualsiasi cosa, chiunque voglia partecipare che possa parlare con Giada, alza la mano per favore, Giada? Ok, parlate con lei per poter partecipare e organizzare qualcosa relativamente all'evangelizzazione. Sì. Poi avremo il nostro incontro delle giovani coppie sposate il 22 febbraio alle 7:30 dopo il culto Aga Move. Se siete una giovane coppia sposata, la maggior parte di voi no, però se siete una giovane coppia sposata partecipate, siete invitati a partecipare ad esserci a questo incontro. E poi abbiamo un piccolo avviso che chiederei a Emanuele di dare. Perfetto, e allora, in questi giorni, cioè ieri sera, sono andato a fare un piccolo sopralluogo per un'attività che ci hanno richiesto di fare alla nostra chiesa nel Duomo di Montebelluna, perché nella giornata di martedì 21 gennaio 2025 ci sarà una veglia ecumenica diocesana. Una che? Direte voi. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo avuto un evento a gennaio in cui la chiesa si è riempita di un sacco di gente che non abbiamo mai visto, è venuto il vescovo di Treviso, sono venuti dei sacerdoti ortodossi con dei vestiti meravigliosi e dei cappelli molto molto carini, e siamo stati ospitanti di questa iniziativa qua. Ed è stato un privilegio, è stato meraviglioso, ed è un'occasione con cui noi possiamo relazionarci con i cattolici, gli ortodossi e altre chiese protestanti, e per, invece che stare a litigare di teologia, a dirsi cose cattive, essere amici, essere vicini, condividere la preghiera, pregare l'uno per l'altro, pregare per l'unità dei cristiani. È un'occasione meravigliosa. Questa volta non saremo noi ad ospitare, saranno i nostri fratelli cattolici nel Duomo di Montebelluna, e quindi io vi invito a partecipare numerosi. Io e qualche altro ragazzo ci saremo, Pastor Caio ci sarà. Per favore non fateci essere in 4 là, sarebbe abbastanza imbarazzante. Quindi mi raccomando, ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri nemici, venite. Duomo di Montebelluna, martedì alle ore 8:45. Il prete è stato molto chiaro ieri, si inizia alle 8:45, quindi venite un pochino prima. Se avete dubbi chiedete a me, chiedete a Pastor Caio. Venite, è molto bello, piuttosto che litigare, per una volta che riusciamo ad essere tutti amici, cerchiamo di essere tutti amici. Va bene? Conto su di voi. 8:45, martedì, tra 3 giorni. Questo martedì, 8:45, Montebelluna. Grazie. Riepilogando perché sono stata un po' imprecisa. Martedì abbiamo questa veglia ecumenica
Il 25 gennaio c'è la Gamovie, il 26 gennaio abbiamo la nostra assemblea, di nuovo se non sapete, se siete membri parlate con i pastori, poi il 15 febbraio abbiamo la nostra evangelizzazione a Treviso, parlate con Giada, e il 22 febbraio abbiamo l'incontro delle giovani coppie sposate. Infine, piccoli gruppi. Con i preadolescenti oggi ci sarà Joshua, se siete preadolescenti seguite Joshua che è in fondo, ok? Con le ragazze adolescenti ci sarà Lisiani, alza la mano, ok? Con gli adolescenti ragazzi ci sarà Samuel alla tastiera. Con le giovani ragazze ci sarà Monichi, alza la mano, Monichi, eccola. Con i giovani ragazzi, i giovani maschi, Junior, ok? Basta, finiamo con l'ultima canzone. Combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Ma tu sei l'agnello, l'agnello è volato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Ringraziamo Signore per questo culto, per questo momento, Signore, che il Signore possa continuare con noi nei piccoli gruppi, Signore, che il Signore possa
manifestare la tua presenza, la tua parola, il tuo amore. Ti ringraziamo, Padre, perché siamo qui, perché siamo vivi. E per tutto, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Ci vediamo lì sopra nelle piccoli gruppi.